Oggi siamo con Piera Cadino del liquorificio Liquori di Orgosolo, che ci racconta un po' la sua esperienza di imprenditrice di questo settore, premesso che stiamo comunque parlando di una impresa di piccole dimensioni. Diciamo che la mia ditta, appunto, che si chiama Orgosolo Liquori, è nata 3 anni fa, con l'obiettivo e con l'intento di utilizzare quello che la nostra natura, il nostro territorio incontaminato ci offre e ci dà. Io stessa vado, raccolgo le materie prime nel mio territorio e preparo i liquori che poi vengono venduti in varie parti della Sardegna, in continente. Diciamo che, appunto, come ho detto prima, il mio territorio mi dà tantissimo. Infatti, per esempio, la produzione maggiore c'è nel mirto, però io non ho mirtetto. Però a Orgosolo ci sono tantissime piante spontanee dove io vado e le raccolgo. Ci sono tantissime zone, quindi la mia quantità, il mio fabbisogno, io riesco a trarlo, diciamo, da queste piante spontanee, anche perché avendo un mio mirtetto, il liquore del mirto avrebbe un altro sapore. Invece così ti dà molta più soddisfazione, la qualità è migliore. Passiamo a vedere questi prodotti. Primo, quello più importante è il mirto. Esatto, il mirto, perché è il liquore digestivo per eccellenza sardo. Lo presento in diverse etichette, appunto con i murales di Orgosolo. Quante etichette diciamo che contate solo per il mirto? Il mirto ne ho 7-8. Perché ho visto che è una carta vincente, perché oltre, diciamo, al liquore stanno comprando anche una parte di Orgosolo, perché i murales ci rappresentano, quindi io li ho voluti, diciamo, ho voluto esportare anche un po' di cultura, anche perché ho visto che comunque ogni etichetta ha una sua storia, quindi questo porta, diciamo, ad avere un contatto e a iniziare un dialogo con il turista che viene qua a Orgosolo, appunto. Quindi Orgosolo di fatto non solo è dentro nelle materie prime, ma dal punto di vista sociale e culturale lo troviamo anche dentro sulle etichette. Sì. Il secondo prodotto che abbiamo è un liquore di limone. Limone, anche se non è un prodotto tipico sardo, però è un liquore eccelso, perché comunque viene fatto utilizzando esclusivamente il bucce di limone, spontaneo, biologico. La ricetta è segreta. Che c'era una ricetta che era no, quella è segretissima, quella antichissima, sì, della nonna. Sempre la stessa. Bene. Poi ci tengo a parlare dell'elicriso, perché ci sono diverse varietà di licriso. Quella che raccolgo io, la mia raccolta viene fatta nel nostro sopramonte. Lì la pianta è più aromatica e ti dà più soddisfazione andando a raccogliere un bellissimo territorio incontaminato e naturalissimo. Bene, dopo l'elicriso abbiamo il nostro zafferano. È una materia prima nobile in tutta la Sardegna. Esatto, lo zafferano, oltre che in cucina, da noi veniva e viene ancora coltivato, perché viene utilizzato come colorante per la seta, e poi viene fatto il classico costume di Orgosolo. Perfetto, ma non sto a chiederti la ricetta, perché immagino che questa sia eccessivamente segreta. Fa parte del know-how di questa azienda, ripetiamolo. Esatto. Poi c'è qui c'è da raccontare qualcosa di nuovo, in effetti. Perché? Sì, questo è il classico mirto bianco, però non è... Questo è qualitativamente eccelso, perché viene fatto da bacche bianche, che in Sardegna sono rarissime. Io per fortuna ho una pianta che è coltivata, quindi riesco a fare veramente pochissimi imbottigliati. Altrimenti il mirto bianco che si trova in commercio è fatto dalle foglie. Sì. Il corbestolo, ad esempio, quello che ci tengo a rimarcare è che io preparo il liquore non con il frutto del corbestolo, ma proprio dei fiorellini. Quindi lì tu ci stai tutto il giorno a prendere i fiorellini uno ad uno, stando attenti a non schiacciarli, e per preparare il liquore che è la fine del mondo, che piace, un liquore delicatissimo. Poi prepariamo anche un po' di finocchietto selvatico, quello ormai, anche se secondo me è un liquore che si trova anche in altre parti, perché il finocchietto si trova dappertutto, però io lo preparo, è piacevole, e anche quello mi dà molta soddisfazione. Non abbiamo fondamentalmente altro da poter dire, se non il fatto che
è un'azienda del Supramonte, giovane, Sì. la si può trovare anche nei negozi specializzati. Solo Nei negozi specializzati. Piera, grazie di tutto Grazie a voi. e prossimamente ci vedremo su questi canali, sempre sardosonno.com. Arrivederci. Arrivederci.